No, vabbè, non posso. Sì, girati un po', dai. Va bene. Ecco, mettiti un po'. Ecco, Ok, momento più vicino in giro. vado. 3, 2, 1. Riprendiamo questa nostra piazza Europa dal Parlamento europeo. Insomma, avvocato Alessio Morosin vuole spiegare meglio perché è venuto qui in Europa e che cosa intende fare con questo referendum propositivo per l'indipendenza del Veneto, insieme anche, mi pare di capire, onorevole Bizzotto, io la prendo qua, che sia d'accordo anche il Presidente Zaia e parte della Giunta, perché a questo punto non tutta la Giunta sarà favorevole, ma parte sicuramente. Dovranno votare, Ecco, quindi dovranno lo capiremo. votare. Poi glielo chiederemo all'Elisabetta Gardini e anche all'onorevole Cancian. Allora, sì. l'idea di un referendum per l'indipendenza del Veneto parte da una proposta di legge che abbiamo scritto noi di Indipendenza Veneta, ma che ha trovato sostegno di tutte le persone che hanno a cuore la sorte del Veneto e quindi del nostro popolo e la sorte della democrazia, che è lo strumento col quale si possono cambiare le cose in senso migliore, si auspica, e quindi ha come obiettivo quello di fare innanzitutto esprimere i veneti su un quesito che è molto semplice, che è molto chiaro. Vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana, sì o no? Questo è il quesito. Gli strumenti ci sono, io credo che non ci siano soggetti che possono impedire un atto di democrazia, favorevoli o contrari che siano poi alla scelta di indipendenza del Veneto. È un atto che noi vediamo in una prospettiva molto ampia, innanzitutto europea, perché l'Italia in questo passaggio non è e non può essere un interlocutore neanche istituzionale per questo passaggio. Questo è un atto di democrazia che riguarda il Veneto e che deve essere tutelato a livello europeo e deve essere tutelato a livello dell'ONU. In entrambe queste direzioni abbiamo preso delle iniziative. Oggi siamo qui al Parlamento europeo, siamo con l'onorevole Bizzotto e speriamo anche con altri europarlamentari sensibili a questo tema per avere sostegno, per avere così in qualche modo una, non dico tutela, ma una forma di attenzione che questa iniziativa di democrazia che parte dal basso, da un soggetto che non è rappresentato dalle istituzioni, che è condivisa financo dal Presidente della Giunta regionale e tutto del suo gruppo, e noi auspichiamo, lo dice lei, auspichiamo io anche, prendo atto. Lo ha detto atto. ufficialmente, quindi Bene. noi vogliamo esercitare un diritto, questo è il punto. Grazie avvocato Morosin. Onorevole Bizzotto, ritorniamo a questo punto sui temi dell'economia, che tanto sono cari ai nostri industriali, a tanto sono importanti per le nostre iniziative. Lascio a lei la parola, ha fatto parecchie azioni a favore della tutela dell'apparato industriale e produttivo del Nord-Est. Quali sono le altre azioni che possiamo ancora fare per aiutare le nostre imprese e il lavoro? Ho fatto tantissime interrogazioni, che è l'atto che mi consente di chiedere e spronare la Commissione per la questione del ritardo di pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti delle nostre imprese. Purtroppo l'Italia ha recepito in ritardo e male la direttiva. Adesso sta recuperando, anche se sappiamo dare 20 miliardi in un anno e 20 l'anno prossimo dei 100 che avanzano le nostre imprese sono veramente poche. L'altro, l'impegno costante ormai dal primo giorno che sono arrivato è verso le nostre imprese e verso i nostri cittadini. Troppe sono le aziende che hanno deciso di delocalizzare perché il sistema fiscale in Italia è insostenibile e perché vanno anche in molti paesi dell'est dove ricevono finanziamenti e anche fondi strutturali europei e quindi hanno quella convenienza. Il problema però che dobbiamo porci da parlamentari è che cosa provoca questo? Significa che centinaia di migliaia di persone, come è successo, rimangono senza lavoro. E quindi tante volte ho chiesto l'intervento del FEG, del Fondo apposito per aiutare questi operai, per riqualificarli, visto che sono rimasti senza lavoro. Il problema vero, e l'ho ripetuto più volte, è che l'Europa dovrebbe riflettere, perché se ha creato il mercato unico e poi succedono queste cose, cioè che un'impresa va da uno Stato, dall'Italia verso un altro paese europeo, significa che qualcosa non funziona. L'impegno è costante anche nel chiedere all'Europa di rivedere questo patto fiscale perché... Ecco, questo è importante, però una riflessione va fatta e poi magari quando ritornerò su a settembre faremo una grande piazza
da Longarone in esterno, dedicata al 50° della tragedia del Vajont, e poi vedremo anche qui a Bruxelles, perché la Fondazione Vajont viene anche in Europa. Diciamo, riprendiamo la nostra attività a settembre. Però prima della pausa estiva mi interessava, onorevole Bizzotto, fare una riflessione molto importante. Abbiamo visto gli egoismi degli stati nazionali. L'avvocato Morosin ricordava gli stati nazionali. Noi abbiamo due grandi stati nazionali che sono egoisti e che sono la Germania e la Francia. Abbiamo visto il comportamento della Francia con Sarkozy in Libia, quando ha attaccato da sola, senza concertare l'iniziativa con l'ONU e neanche con la NATO, ha attaccato, diciamo, un paese dell'Unione Europea, caro Presidente Sarkozy, che non è più Presidente, e mi fa piacere che non lo sia più, e l'ho detto pubblicamente che non volevo più che lei fosse Presidente di questa grande nazione che rimane comunque la Francia. Ha attaccato ed è andato in Libia con le armi, e ha di fatto ribaltato gli interessi italiani in Libia, perché oggi là non contiamo quasi più nulla. Abbiamo visto la Germania, egoista anche questa, che ci impone un rigore che sta massacrando tutti i paesi del Mediterraneo. Questa non è l'Europa che voleva Schuman, che voleva Altieri, questa non è l'Europa dei padri fondatori, non è più l'Europa di quella massima che abbiamo trovato all'entrata, quando noi dobbiamo pensare ai poveri, dobbiamo pensare alla gente che non ha lavoro e a dare. Questa non è più l'Europa che esisteva dai padri fondatori, è l'egoismo di due nazioni, Francia e Germania, nei confronti degli altri. È vero che quando l'Europa serve, hai citato alcuni casi, sparisce, non c'è. È soprattutto vero che Bruxelles, e siamo proprio in questa sede, la Commissione e il Consiglio vuole togliere potere agli Stati membri, e l'ha fatto. Non abbiamo più la moneta, non abbiamo più il controllo dei confini, non abbiamo più il controllo del bilancio, adesso vuole anche toglierci il controllo e fare l'unificazione bancaria. Quindi gli Stati membri non esistono più. E questo, che può essere visto come un aspetto negativo, noi che vogliamo dare più potere alle regioni dobbiamo coglierlo come un'opportunità. Se non ci sono gli Stati membri, per forza di cose nasce il desiderio di autonomia, come sta nascendo in Catalogna, in Scozia e in Veneto. Quindi è l'occasione per rifondare questa Europa che c'è, piaccia o non piaccia. Che va mantenuta, onorevole Bizzotto? Io non sono un'euroscettica, ma sono molto critica. Dobbiamo cambiare questa Europa, dobbiamo dare più soldi, più potere alle nostre regioni e a quelle regioni che effettivamente, come la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, il Friuli, governano bene. Non può permettersi l'Europa, come ha fatto e come continua a fare, di mantenere quelle regioni che continuano a sprecare. Ecco, quindi se va avanti l'impegno di tanti parlamentari e di tante persone, perché le rivoluzioni si fanno con la gente, ed è bene che il popolo catalano, come quello veneto, come quello scozzese, si stia svegliando, ma nelle Fiandre, un po' dappertutto. L'Europa non sopporta questa continua tassazione, questa continua Europa, che i popoli europei non sopportano più questa cosa. Quindi è l'occasione per cambiare. Se non cambiamo le nostre... Lo cambieremo, onorevole. Bisogna. C'è l'avvocato Morosin che fra poco ci lascia, e poi entrerà Gianangelo Bellati, che è segretario generale dell'Unione Camere del Veneto, che è anche lui promoter di queste importanti riunioni a Bruxelles. Avvocato Morosin, un suo autorevole parere su quello che è stato detto prima, ma anche sulla grande storia della Serenissima, la grande storia di Venezia, la grande storia del Veneto, la grande nazione che può essere ancora il Veneto. Guardi, lei dice bene e fa bene a cercare le radici per costruire oggi la prospettiva di una realtà nuova. Indubbiamente le radici quindi vogliono dire identità, vuol dire valori, vuol dire condivisione sociale, vuol dire condivisione anche di prospettiva.
e oggi la prospettiva che abbiamo davanti dobbiamo definirla, delinearla noi. Certamente non possiamo lasciarla a un'Italia che è incapace, incompetente, lontana, centralista, sempre meno attenta a quelle che sono le necessità del nostro territorio, e siamo un po' preoccupati anche dell'Europa, perché non vedo neanche un'Europa, come dicevo, caratterizzata da una burocrazia non sempre all'altezza di trattare le questioni che interessano i veneti con adeguatezza. Quindi abbiamo bisogno di capire se l'Europa va in sintonia con le nostre aspettative o meno, perché non escludiamo nessuna scelta. Di fronte a una realtà così drammatica, l'Europa deve capire che il Veneto potrebbe anche scegliere delle forme diverse di guardare al proprio orizzonte. Non però è una mi minaccia, consenta, avvocato, non è una minaccia, però... Avvocato, mi consenta, no, lei sa che non ho peli sulla lingua neanche a Bruxelles. Io trovo però che Luca Zaia dovrebbe venire a visitare i suoi uffici e la regione, i palazzi della regione a Bruxelles, perché è del tuo stesso partito, per carità di Dio, ma tu lo sai che io dico sempre la verità. Sono venuto qui per dire la verità e io dico che è importante che il Veneto venga di più in Europa, e quindi è importante anche che il nostro Presidente venga a vedere i suoi uffici, il suo personale e il palazzo della regione. Avvocato. Questo non c'è dubbio, ma non è solo questione di palazzo, lei fa bene a sottolineare quella che è la realtà di oggi. Io guardo in avanti e dico che l'Europa deve sentire la voce di un popolo che ha ambizione, che ha identità e che ha voglia di cambiare. Ripeto, siamo di fronte a un bivio estremamente importante e non escludiamo nessuna soluzione, purché sia sempre in modo democratico, pacifico ed elettoralmente evoluta. 2 minuti prima del prossimo stacco e poi entra Gianangelo Bellati che è già in pole position e sta aspettando di entrare. Allora, prego, la avvocato. mia battuta conclusiva è questa. Il Veneto è chiamato, sta discutendo in questi giorni, in queste settimane, una legge referendaria che abbiamo scritto noi di Indipendenza Veneta, ma che è condivisa perché è un atto di democrazia, per decidere se portare o meno i veneti, possibilmente il 6 ottobre o comunque una data prossima, ad una consultazione per capire se vogliono o non vogliono l'indipendenza. Questo è un atto importantissimo, è un atto storicamente senza precedenti, è un atto che costituisce un segnale molto forte di fronte al quale l'Europa non può essere indifferente. Speriamo, abbiamo sentito dall'onorevole Bizzotto che vi sono delle attenzioni, per esempio da parte sua, perché ha già fatto in questo senso molti atti, da parte del suo movimento, perché c'è stata l'adesione di Luca Zaia a questa idea. Però bisogna anche che gli altri parlamentari si esprimano, e noi speriamo che quest'oggi davanti ai suoi microfoni, a questo tavolo, possano passare altri parlamentari, assumersi il coraggio davanti ai cittadini del Veneto di fare qualcosa che è veramente innovativo, di non vivere burocraticamente il loro ruolo istituzionale. L'indipendenza è una cosa seria, è l'unico strumento che ci consente veramente di cambiare le nostre sorti. Finché guarderemo a Roma non avremo nessun futuro, noi abbiamo bisogno di cambiare prospettiva. E se non ci guarda l'Europa, guarderemo anche solo all'ONU. Non è una minaccia, ma lo ribadisco, siamo convinti del percorso che abbiamo intrapreso. Indipendenza o morte. Grazie anche all'avvocato Alessio Morosini. Piazza Europa fa un'altra piccola pausa. Rimanete con noi.